ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà, e di bontà. Siamo alla clinica Bello Fatto di Annone Veneto e il chirurgo estetico di fama mondiale, dottor Giovanni Tagliacorto, e l'assistente Mario, tirocinante al 15° anno, si preparano per operare il paziente. Ma c'è qualcosa che non va. Dottore, allora... Dottor Tagliacorto? Sì. Ecco, adesso Per piacere, dottor Mario, basta qui. Ah, beh, sì, giusto, molto bene. Diamo un'occhiata, sì, tanto come immaginavo. Qui c'è qualcosa che non va, ovviamente. Ma prego, dottore, mi dia qualche informazione sull'anamnesi e sulla patologia in questione. il paziente, tutta la famiglia del paziente ha sofferto di tarlite, di gruppo americano e sì. Il paziente purtroppo soffre di bugite addominali. Oh, ho capito, sì. Beh, certo. Un dottore umano ovviamente non per lei. Ma che discorsi, ovvio. Beh, allora a questo punto scopriamo il paziente. Tanti anni, ma ancora quando vedo queste cose. Bene. Ok. Sì, beh, qua ovviamente c'è qualcosa che non va. Sì, il paziente ovviamente soffre, oltre che di bugite, anche di una sindrome acuta di bronchite, vedo, no? Se lo dice lei io posso Guardate che solo... sento tutto, sono ancora sveglio. Il paziente è ancora sveglio, dottore, ma non gli ha fatto l'anestetico? Ho capito, io però una mascherina con il cloroformio non entrava. Allora, non mi tedi con questi insulsi scusanti. Adesso dobbiamo per forza anestetizzarla. Ma prima un vero dottore, ecco, sa che bisogna controllare il gruppo sanguigno. Giustissimo. Certo, quindi prendiamo un campione. Ecco, ora i normali dottori lo manderebbero ad analizzare. A me basta un assaggio per capire subito di che gruppo è. Ah, ma è ronco! È buonissimo! No, ma lei il imbrico lo tiene qui. Sì. Benissimo! Allora io direi che possiamo cominciare a operare. Beh, allora, che ne dice? Vi passi un seghetto da 15? Mi sembra un po' tardata come cosa. Perché? Beh, giusto, non è ancora anestetizzato, dice lei. Ovviamente. Allora toccherà utilizzare una tecnica ormai sconosciuta quasi, ma che tutti i tirocinanti dovrebbero sapere. La tecnica Schmitzing-Skyten per l'addormentamento simultaneo. Ecco, certamente. Mi illustri. Facilissimo, si era alla prima pagina. Avanti. Era un po' prima della prima pagina. Insomma, lo sa o no? No. Dottor Mario, lei è tanto ignorante quanto incompetente. Quanti anni è che fa tirocinio, mi scusi? Diciamo che quando è iniziato non si usava l'anestetico. Ah, si operava vivo? Sì, sì. Bei tempi quelli però. Guardi, Dottore, lei è buonissimo. allora, piano con i lecchinaggio, le ho già detto che non mi piacciono i lecchini. Allora, Vuole una sigaretta? scusa, vuole corrompermi? Gli ho detto di no. Allora, Vuole il pacchetto? allora, dicevo, perché in memoria dei vecchi tempi, così dai, operiamo a vivo anche oggi. Ma sì, dai. Sì, dai, allora, avanti. No, ma siete pazzi? Oh. Cosa sono tutte queste lamentele? Lei è il No, dottore? siete ancora giovani. Lei è il dottore? Le do il camice? Le do il camice, si opera da solo? Allora, avanti, possiamo anche accontentare la paziente. Che dice? Dobbiamo forse scoprire qualcosa di più sulla sua storia? Ma io direi di
sì, indaghiamo e vediamo. Indaghiamo, allora avanti, conosciamo di più sul paziente. Ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare.